Questa è una domanda. Dimmi, Gennaro. Allora, sai, a me mi restano altri 7 mesi da fare, dopodiché dovrei passare affidamento al lavoro in un laboratorio di taralli. E quindi che fa? E no, il problema è che i taralli non si fa. Quindi la mia domanda era, non è che vedono che i taralli non si fa e mi ci battono una volta qua? Gennaro, allora, io ti rispondo con un'altra domanda. Ma tu sei nato già ladro? No, sai, però sono nato nell'Università del Furto, il mio quartiere. Pensate che niente poco di meno che nel mio palazzo abitava Tonino Pugniello. Era un pittore, visto? Ma questo è quello pittore e pittura. Ah, che Giotto e Raffaele. Questo era il Caravaggio del furto. Pensate che avevo sfilato qualsiasi cosa senza fare sentire niente. E anche io ci riesco. L'hai già visto? Ho visto che hai imparato in fretta. No, professore, ci ho messo pensi 3 mesi. Un mese di addestramento, un mese di affiancamento e il terzo mese ero al livello della sezione centrale. Gennaro, in questo taralificio sai tu che fai? Il primo mese ti impegni e vedi come si fanno i tarali. Gli altri 2 mesi ti specializzi e a questo divento Michelangelo dei tarali. Hai capito? Un doante. Mi chiamo Gennaro Mantice, ho 17 anni e sono rinchiuso nel carcere di Nisida da 4 mesi e 5 giorni. Sono di Piazza Mercato e sono il primo di 4 figli. I miei genitori hanno una fabbrica di borse, quindi sono cresciuto nelle borse. Ma la mia specializzazione non è mai stata farlo, ma bensì aprirle, specialmente quelle dei turisti a Piazza Garibaldi. Già, posti e scemo perché mi va pieno pochi caffè. Ha ragione, ho appena pochi caffè. Allora, vita. Ma come sto video? No, non so vedere. Allora, vinte. Ma vuoi ci mando pure andiamo. Ti darei fiducia, dai, mi devo già passare quello qua qui. Dove c'è? È un po' di mano, per favore. Ma via la fatica che te ne. Quasi quanti così non mi fa. E ci che mi capito? Oggi pomeriggio c'è la tronca la mano. Ma già come neanche quanto io non gli la fanno sul pizzo. Ma sempre sto Tonino Pannille, ma che te l'ha sto Tonino? Voglio capire. Niente. Però c'è guardo Madonna a Bascio Palazzo che si mette a paura con suo figlio. Ma tu l'ultima volta che sei uscito con Tonino, non ti scusa che ti hai fatto 4 mesi all'estero. Sì, ma io mo sto accompagnando sull'avvocato. Voglio, ti raccomando, non mi buttare nessuna tarantella, ci sei mi spiegato poco. Papà, allora tu sì, vecchio e si pesante. Mi sono pesante. Dimmi una cosa, ma vieni a mangiare oggi. No, non faccio un panino cosa. Capito? Ma che te ne fai una fatica, no? E chi sono i figli? I figli. Capito? Boh, stiamo bene. Quel giorno non dovevo andare dall'avvocato, ma bensì dovevo andare al Molo Bevedello, dove arrivare un pullman di turisti tedeschi, per noi terra fertile. Ricordo solo che al terzo turista mi trovai le mani legate da un uomo. Era una guardia in borghese, che mi ha riportato qui a Nisida. Gargano! Con valore, la raccomando, facciamo un po'. Preoccupare, sarà mano all'azzo, vero? Sì, sì. Ehi, ma dato valore, ehi! Oh, fe. Facci per squadra giallo, tu quando faccio uno, vai, su! Vai, come faccio uno? Serve a me. E che cambio? Peppe! Vieni a calare. Passiamo a chi si ca. O più forte, con mani amiche, Dano Martì. No, Rosa, io non ce la faccio, sto acciso, mi spastè. Olè, vieni di qua, però. Non apre, non si, ma non dai sciugge. Bah, non so. O fringo è vero di te? No, frate, ma tutto quello fammi sta qui. Vengi. Non dire proprio fisico, tu su qua per sbattere per andare, va. O poi c'è una di qua allora. No, fa no. O poi ci stai facendo una vacca, vi? Simone moriva a faticare, ma non stai per qua. Fa no, sono io, ma stai. Allora mi piglia Kik, vieni come vieni. Che giocano a fare questo qua? Sa, vieni con me, vieni. Eliminiamo a questi idioti. Giù, con me, vieni. Ciao Magni, stai una squadra di scazzo. Voglio che cazzo fa? Io non c'è qua, voglio pazzare pure. Ti puoi fare quei stranieri tu, per me no. Oggi gioca Napoli, ragazzi, domani è periferia. Altra squadra, va. È meglio. Pasquale, vieni con me, vieni. Ma che squadra?
Così, credo. Andiamo. Tu sì, ti cafone, ero dormire. Tu stai tanto stuato, allora, ma ero. Erne, o parlo, non è cosa tu, ne vedo. Tu ti casti la sigaretta a bocca che fai chiagnere, ma ero. Tu sei cattivo e non giochi. Vieni là qui. Sta rumendo ancora, vieni tu, vieni. Dai, schiattamela la cava. Loro, ti già chiesto una cortesia. Se posso, perché no? Però una ricinenda a Gargano. No, non ti preoccupare. Qualcosa di importante? Gargano tiene una cugina, Rossella, è troppo carina, la conosco da piccolino. Mo' si è fatta una prete. Una prete. Soda, curvilinea, giunonica. Se come dici tu, è una prete. Io ci volessi scrivere una lettera. Ok, cosa vuoi scriverle? Allora, loro, tu scrivi, io dopo me lo ricordo. Ok. Scrivi. Cara Rossella, io sto bene. Lo spero anche per te. Qui dentro i giorni non passano mai. Io penso sempre a te. Mi ricordo quando ti guardavo da piccolina. Eri una principessa. E ricordo anche quella volta che sei scesa dalle vacanze. Con quel vestitino rosso, a bretelline, tutta abbronzata. Io rimasi senza parole. Ed esclamò: wow, o gas. E mica posso scrivere un gas. Non ci sta un altro modo di dire. Tu come lo traduci o gas? Ma poi lo scrive, che lo capisci? Ok. Da quel piccolo fiorellino che eri, ora sei diventata una prete. Gaeta, mi pare Totò. Sei diventata una preta. Non è meglio se scriviamo sei diventata una donna affascinante? Hai capito? Allora una prete. Ok. Poi? Allora io mo ti spiego come io mi sento quando la vedo. E tu a parole tue lo scrivi, che non mi sacci te scrivere. Allora io quando la vedo, si fanno il farfalle rindo stomaco. Mi sento le farfalle nello stomaco. In mano che misurano. Ho le mani sudate e tremolanti. A capo leggera leggera. Mi sento la testa leggera come l'aria. Mi tremano i cosci. Le gambe non sorreggono il peso del mio corpo. In poche parole, mi sento come Gigino tossico questi casi due palazzi tuoi. Sento come Gigi. Gaetano, sinceramente, non ti faceva un bel effetto. Allora, ma tu la conosci la Rossella? No. Allora non può capire. Scrivi, che lei mi capisce. Con affetto. Gaetano. No, ti voglio bene. Ti voglio bene. Gaetano. Ti sposerò, tanti già ce lo dicete. Che lo giusto. Bello, no? E a quel punto, grazie anche a Cavour, si stava realizzando l'unità d'Italia, anche se per il regno delle due Sicilie non era una cosa bella, non ci guadagnavano nulla, tanto è vero che alcuni napoletani volevano ribellarsi a questa unità.
Professore, diciamo come una specie di scissionisti. Strunz e scissionista, prima era un gruppo, poi a Roma, si hanno sbattuti e hanno fatto la scissione. Anche se poi, secondo me, Camillo Benso di Cavour, più che fare come fece Ciluzzo milionario di Secondigliano, ha fatto un po' come fece Raffaele Cutolo, unendo tutti i clan sotto una sola bandiera. Raffaele Cutolo non è più bravo di Cavour, perché Cavour riuscì a spodestare tutti i regnanti creando un unico stato, mettendo come simbolo la bandiera tricolore, mentre Raffaele Cutolo non riuscì ad unificare un intero clan a causa della continua guerra con quelli di Forcilla e gli altri clan. Infatti il suo regno durò pochissimo, mentre l'Italia è ancora unita. E dopo che crearono l'Italia, scrissero la Costituzione e le sue leggi che tutt'oggi vanno rispettate. E come tutte le cose serie, hanno le leggi, devono essere rispettate. Professore, è puro sistema te. Niente meno, se studiasse la storia dell'unità d'Italia, come conoscete la storia dei clan della Camorra, sareste degli allievi modello. Professore, la storia dei clan della Camorra fa parte della nostra storia contemporanea. È quello che noi oggi leggiamo sui giornali. Un giorno i nostri figli lo studieranno a scuola. Chi sono da fare? Io non ci fare. Non stai casino a lui. Non stai casino a lui. C'è uno sporco, non sai che fai. Non sai che fai. Forza! Ehi, forza! Non stai casino a lui. Forza! 1, 2, 3. Un pasito para adelante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito para. 1, 2, 3. Un pasito para adelante, Maria. 1, 2. Mettete sta maglietta in culo, lei, che fai schifo come stai. Vatti da sta, va. Scusa, signora. Buon pazziano, buon Ok, buonasera ragazzi. Martì, Gargano? Signora Mari, Gargano non ha voluto scendere, lo faceva male a capo. È rimasto in da stanza perché aveva tutto andato sotto sotto. E Cosenza? Chi ha iena? No, è chi lo fa forza un fan. Abbiamo attaccato un po' polittino. Ma non vedo nemmeno Mantice. Mandice sta nella cucina, sta a affidarlo con cuoco. Allora ragazzi, come vi stavo spiegando quell'altra volta, questo spettacolo sarà un musical. Racconteremo la storia di Napoli attraverso la canzone napoletana e intervalleremo con un po' di recitazione. Signora Mari, però vi avviso, a me mai ci cantare, sapete che sono un po' stunato. Ma perché a recitare si può? Ma perché tu sei cantato? Se iniziamo così ci mettiamo 2 anni per fare questo spettacolo. No, signora Mari, quale 2 anni? Fra 1 anno e mezzo già sci. Io vado a affittare Randello, voglio. E che so come te che stai a tu studio in Boccadino, quanti commenti ti ha fa? La vogliamo finire con queste polemiche inutili? Signora Maria, scusate se vi interrompo. Vi ho portato il solito ritardatario. Mo siamo a completo. Trasia, Signora Maria, prima che iniziamo però, possiamo perdere un altro minuto. per fare cosa? Dovete far cantare a Salvato un pezzettino del suo cavallo di battaglia. Solo 1 minuto però, Se no mi sembro la maestra dell'asilo. Poi incominciamo a lavorare, va, Ando, faccio sentire sto capolavori, Però per un artista di questo calibro ci vorrebbe un grande presentatore. Signori e signore, madame e monsieur, ladies and gentlemen, dopo una lunga tournée internazionale tra Casoria, Afragola e Calvizzano, ha spopolato internet, matrimoni, comunioni, battesimi. Ecco a voi Zuccherino! Zè! Un bacio zucchero a tutti! Zè! Frutta di stagione ce n'è tanta, ma una un po' speciale non può mai mancare. In estate sulle specie in compagnia, puoi gustare tutto un po' se c'è magia, puoi trovare quello piccolo, quella normale, puoi sapere di che parlo, che cos'è. Giovanotti, basta! E che? Vabbè ragazzi, io vi saluto, ringraziando a Dio sta giornata è finita, è stata un po' una perdita di tempo. Ok, buon fine settimana a tutti. Signora Mari, catti non sono sempre da qua. Cagni solo un po' a rumeno che il cuoco ci fa salsiccia e friare.
sempre uguale. Qui dentro il tempo non passa mai. Mi mancano quelle belle giornate di sole, dove spensierati e Rosario giravamo la città. Le stronzate che facevamo. Ci bastava poco per divertirci. Yeah. Yeah. Ma tanto non Salvatore, volete che li portano un motorino? beh. Come cazzo ci facciamo a rapire? Corrite? Devo curcirlo te. Fammi vedere, ok. che fa? Era sto problema, non Salvatore così ci portiamo il telefonino, problema rotoni, ma basta colpire la bucca, fra. Ma perché posso affinare San Salvatore? Ma io poi 300 euro a davvero. Vieni, che da? Fare le rapine. Rapine. Io e Rosario abbiamo iniziato da bambini, giocando a fare rapinatori. Ma poi crescendo abbiamo capito che non era un gioco. Si lavorava poco e si guadagnava bene. Ci potevamo permettere vestiti di marca e di fare un po' di bella vita. Sinceramente, sul lavoro vero non ci ho mai pensato. Il mio lavoro era fare le rapine.